cosa che magari una volta che lo guardassi, ecco, era questo che volevo, era questo che servivo. Per trovare però, loro dovevano essere lì a frugare, si dice così, a frugare tra quelli migliaia, milioni di pezzi, non so quanti c'erano. Dovevano dedicare tempo, dovevano impegnarsi e dovevano stare lì, concentrati, perché in mezzo a tanti pezzi trovare uno non era una cosa facile. E una volta che lo trovavano, sicuramente era wow, era quello che mi serviva. Ce l'ho fatto, incredibile, porterò il mio progetto alla fine. Ora proviamo a immaginare che Gesù sia questa scatola di Lego, una bella scatola di Lego piena di pezzi. La domanda è: siete soddisfatti a trovare i pezzettini di Lego a caso, andare lì e pescare uno, al sabato sera magari, un altro domenica mattina, pezzettini di Lego che forse sono un po' storti, sono stati presi a caso, magari danificati, pezzi di Lego che forse farà crollare tutto il mio progetto, o volete impegnare tempo e le vostre risorse in trovare i pezzi che valgono la pena? Non nel senso che quello che ascoltiamo il sabato sera o la domenica mattina in chiesa non vale a nulla, non è questo, ma possiamo trovare veri tesori nascosti, se vogliamo. Per questo ci serve dedicare tempo, ci serve impegnarci e ci serve essere disposti a frugare. Noi abbiamo la fortuna, forse, o il privilegio di avere una chiesa seria, una chiesa che si fondamenta nella parola di Dio, di cui possiamo fidarsi che quei pezzi che li troviamo almeno non siano rotti o storti. Su questo possiamo essere sicuri. Ma sono comunque pezzettini che li troviamo ovunque. Possiamo trovare su internet. Lì rischiamo però di trovare quei pezzi non così sani. Ma ci sono sui posti su Instagram, un bel reels che magari un predicatore ha postato. Ma se non c'è devozionale, se non c'è la lettura biblica, se non c'è il discepolato, saranno sempre pezzettini a caso. Non c'è profondità e se non c'è profondità perdiamo l'opportunità di trovare quei bel tesori nascosti. È un esempio, ovviamente, per farvi capire cos'è che perdiamo quando ci limitiamo a prendere soltanto quello che portano da noi. I versi 2 e 3, di nuovo, affinché i loro cuori siano incoraggiati, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Se siamo disposti a tuffarci in quella scatola, a frugare, a dedicare tempo, a impegnarci, wow ragazzi,
ci sono cose bellissime che possiamo trovare. Dobbiamo approfondire le nostre conoscenze in Cristo Gesù. E il modo di approfondire le nostre conoscenze è alimentandosi della sua parola in diversi aspetti. Dobbiamo smettere di soddisfarsi soltanto di quello che ci portano già pronto. Miguel ha portato un testo sabato scorso, Ebrei 5 da 11 a 14. Leggiamo un'altra volta. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte, non di cibo solido. Ora, chiunque usi il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E questi bambini che si alimentano ancora di latte non lo fanno da solo, non è Sara che va a preparare il latte che deve bere, viene sempre portato pronto da qualcuno. E nessuno può vivere di latte per il resto della vita. Prima o poi ci serve essere in grado di alimento solido, altrimenti quando arriveranno le difficoltà non ce la faremo, non reggeremo. Dobbiamo essere maturi nella fede, crescere in conoscenza. Versi 4 e 5 dice: dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Il falso Vangelo può sembrare tanto seducente. Ci sono due linee teologiche tra diverse virgolette che seducono migliaia, forse miliardi di persone in tutto il mondo. Entrambe queste linee sono collegate al neopentecostalismo, non confondete con il pentecostalismo, va bene? Viene dal pentecostalismo, ma il neopentecostalismo è una cosa completamente diversa. E in questo neopentecostalismo ci sono due linee teologiche, una si chiama la teologia della prosperità. Già sentito parlare? Alzate le mani se avete sentito. Non tutti. Bene, cos'è la teologia della prosperità? In modo molto semplice. Se non hai una vita economica bene stabilita, se hai problemi, se le cose non vanno bene per te, è perché o ti manca la fede o qualcosa sta facendo sbagliato. Alcune chiese dicono anche che se non stai ricevendo le benedizioni economiche da Dio è perché tu non stai contribuendo abbastanza con il regno. E queste chiese sono piene, ragazzi, piene. C'è fondamento biblico per questo secondo voi? C'è qualche versetto nella Bibbia che ti dice questo? Come mai queste persone credono? Il falso Vangelo sembra essere dolce perché ci promette delle cose che Cristo non ha mai promesso. Quando lui ha chiesto, anzi ha detto, se qualcuno vuole venire indietro a me, cosa deve fare? Prendere la sua croce. Parole vuote questo? Cosa significava la croce per quei fratelli? Gesù non era ancora stato crocifisso, ma sicuramente loro hanno visto tante persone essere crocifisse. Loro capivano cosa significava la croce. È questo che Gesù ha promesso. Cosa Gesù ha detto che aspettava agli apostoli? La morte.
dovevano essere martirizzati. Poi arriva uno e dice: no, se venite in questa chiesa, se date il vostro soldi, avrete un mare di benedizione. Per quelle persone che magari non hanno mai sentito parlare del vero Vangelo, questo può sembrare una meraviglia, no? Ti prometto felicità, ti prometto ricchezze. E queste chiese sono piene. C'è un'altra linea teologica, questa un po' più recente, che chiamiamo la teologia coach. Presente i coach? Ci sono tanti pastori che se sente una loro predica sembra proprio di stare guardando come si dice, una conferenza di questi coach che dicono: tu ce la fai, puoi farci, sei in grado di fare, è questo che Dio vuole per te. E poi alla fine le persone escono da lì: posso cambiare vita, posso riuscire. Mentre il vero Vangelo dice cosa? Cos'è che siamo in grado di fare per noi stessi? Niente. L'unico modo di non essere ingannato è avere piena conoscenza su quell'argomento. Versi 4 e 5. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Guardate che Paolo afferma che quei fratelli lì avevano vera fede in Cristo. Loro erano credenti, loro si impegnavano, loro credevano di fare la cosa giusta, però si sono permessi di essere ingannati perché non avevano la profonda conoscenza in Cristo Gesù. Cercavano ancora una salvezza attraverso qualche conoscenza che non Cristo, che è l'unico mediatore tra chi? Tra l'uomo e Dio. Avere una vera fede, dire no, io so quello che faccio, conosco bene il Dio in cui io credo, io sono un vero cristiano, io sono un vero credente. Non mi serve conoscere nient'altro, non mi serve approfondire le mie conoscenze nella Bibbia, non mi serve stare lì a investire il mio tempo, a cercare di trovare qualcos'altro. Io sono cristiano, io ho la vera fede in Cristo. Questi fratelli qui, anche loro avevano, ma forse solo credevano di avere, o almeno credevano di avere nel modo giusto. Paolo non sta condannando questi fratelli, ma sta dicendo: ragazzi, avete sbagliato. Torniamo alla via giusta, alla via corretta. Noi abbiamo una scatola dove possiamo trovare tesori inestimabili. Tesoro che ci portano come si dice, accorciare il nostro rapporto con Cristo Gesù, a conoscere meglio Cristo Gesù, oppure conoscerlo in modo più profondo. Tesori che ci danno la sostanza necessaria per avere la fermezza della nostra fede. Una fermezza che non è basata su falsi insegnamenti, ma che è basata sulla croce di Cristo. Questa scatola ce l'abbiamo già. Questa scatola non era ancora stata completamente rivelata
perché nonostante Cristo fosse stato rivelato, loro non erano ebrei, Paolo non stava parlando con gli ebrei, anche ebrei che erano presenti nella chiesa di Colossi, ma loro non erano lì presenti, non hanno vissuto insieme a Gesù, non hanno visto cosa Gesù ha fatto, loro avevano solo ascoltato. Non avevano il privilegio di avere la Bibbia insieme a loro. Noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo tutti gli attrezzi che ci servono per conoscerlo meglio. E Gesù, quello che, come abbiamo letto, è l'immagine del Dio invisibile, quello che si è fatto uomo, ha vissuto in mezzo a noi e ha portato i nostri peccati sul suo corpo, ha scelto anche di tornare rivelato a noi tutto questo. Quello che dobbiamo fare è tuffarci, è impegnarci tempo, è volere, è dedicarsi. Non sprechiamo questa opportunità, ragazzi. Non perdiamo il nostro tempo con cose inutili, perché poi alla fine sappiamo che non porteremo niente di questo insieme a noi. Non possiamo soddisfarsi di continuare a prendere pezzettini a caso. Dobbiamo trovare i veri tesori che sono nascosti. Amen? Preghiamo. Grazie Padre perché la tua parola non torna mai vuota. Grazie perché tu hai rivelato il tuo piano salvifico a noi, Padre. Grazie perché abbiamo il privilegio di avere la tua parola completamente rivelata. Grazie perché viviamo in un mondo, in un'epoca dove troviamo diversi attrezzi, Padre, per approfondire le nostre conoscenze in Cristo Gesù. Grazie perché tu hai inviato il tuo Spirito Santo per vivere in noi, per guidarci in questo percorso, Padre. E è solo grazie a te che possiamo trovare la via giusta. Grazie perché hai inviato il tuo Figlio per morire in croce per noi. In nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Alziamoci in piedi in questo momento per cantare ancora al nostro Signore. Come ho detto prima, molta gente non era ancora entrata, eravamo pochi, però lo ripeto adesso. Siamo qui per adorare il nostro Signore insieme, riuniti come un'unica chiesa. Non siamo qua per guardare un concerto, noi che siamo qua nel palco non siamo qua per fare una performance, ma siamo qui per adorare insieme, uniti il nostro Dio. Amen? Cantiamo insieme. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria. E vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò.
geloso di me. Il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso egli è e quanto egli mi vuole. Oh, egli mi amò. Oh, egli mi ama. Egli mi amò. Oh, mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Siamo la sua eredità e lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta alla redenzione. La sua grazia è un oceano, lo stiamo affogando. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere con il sentimento quando penso che egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Solo la Chiesa? Padre, sappiamo che ci ami, Signore, sappiamo che tu ti prendi cura di noi, Signore, sappiamo che questa Chiesa, Signore, è riunita per lodarti, Padre, sappiamo che siamo qui per un motivo, Signore, per darti lode, Padre, sappiamo che tu ci ami, Signore, sei sempre accanto a noi, Padre, sei sempre dalla nostra parte, Padre, tu ti prendi cura di noi, Signore, tu ci aiuti nelle nostre difficoltà, Padre. Io ti ringrazio, Signore, perché ci ami in ogni singolo dettaglio delle nostre vite, nelle benedizioni grandi, Signore, nelle cose che riconosciamo che magari possono essere piccole ai nostri occhi, Padre. Noi sappiamo che tu ci ami, Signore, perché abbiamo una famiglia, abbiamo una casa, Signore, abbiamo dove stare ogni giorno, Padre, e ti sono grato per tutto, Padre. Grazie perché ci ami, Signore, nel nome di Gesù, amen. Amen, amen. Vi rubo qualche minutino per gli avvisi. Per chi non c'era prima, buona serata. Per tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, dato che oggi abbiamo iniziato la live un pochino più tardi per lasciare un pochino di tempo e spazio ai nostri fratelli che in questo momento stanno liberando la sala del culto grande. È stato un bellissimo culto, 3 ore di culto, poco più di 3 ore, dalle 4 alle 7. E noi cosa possiamo fare davanti a una cosa del genere?
Fare il doppio, Minimo 2 culto ore. di 6 ore, confermato, culto di 6 ore, 4 ore 27, di lode. 27, facciamo il culto di 6 ore. Per il compleanno del nostro Agamove, che appunto cade il 27 settembre. Sarà qua, in questa sala, ok? Solito orario, il bar sarà aperto, perciò vi consiglio di mettere via i vostri simpatici soldini durante il fine settimana, ma è molto importante essere tutti qua, portare, mi raccomando, un amico. Non ho ancora capito se la politica quanto sarà duramente affermata, ma se non porti un amico non entri, ti lasciamo nella porta, ci sarà soltanto pianto e stridor di denti lì fuori. No dai, naturalmente stai esagerando. Però è molto molto bello poter portare un amico, poter portare qualcuno a questa fede viva che stiamo vivendo ogni singolo sabato. Lunedì, questo, il 15, avremo un incontro invece destinato solamente per gli uomini, ok? Sarà qua, sarà in presenza, mi raccomando, tutti i partecipi, alle 8 ci sarà anche un breve rinfresco. Anche lì non ho capito se prima o se dopo. Dubito che qualcuno di voi registrerà questa informazione, ma l'importante è essere qua, mi raccomando, uomini di questa chiesa. Abbiamo i nostri corsi teologici, che nel frattempo sono ripartiti. Per qualsiasi informazione potete chiedere a Giugno oppure a Pastor Caio, che in questo momento non è qui presente, ma naturalmente lo potete trovare in qualsivoglia momento. Ad ottobre, l'11 ottobre, sabato, ci sarà il Rallegrati su a Sedico. Se non sai dov'è Sedico, chiedi in giro, apri Google Maps, non so cosa dirti, ok? Ma è una bellissima esperienza per poterci riunire insieme fra diverse chiese, fra diverse anche denominazioni, fra diverse provenienze, e poter lodare insieme il nostro Signore. Questo è più o meno il fulcro di quello che è una serata del Rallegrati. Per stasera abbiamo i nostri gruppi di studio, saremo lì sopra, cercando di non disturbare gli ultimi preparativi qua appunto della nostra Chiesa della Comunità Cinese di Venezia. Quindi i maschietti saranno con PH, dovranno seguire PH, mentre le femminucce gentilmente seguiranno Marzia, che è lì sopra, non la riuscite a vedere, ma lei c'è, ok? Basta seguire lei dopo per i nostri piccoli incontri. Basta, detto tutto? Quando è l'anniversario della Gamove? 27 settembre, cosa che dovete portare? Un amico. Oh là, tutte le informazioni ci sono. È un nemico, sì, chiaro. Ovviamente anche un nemico, quello non serve neanche dirlo. Adesso canteremo un'ultima musica. Gesù in tua presenza, vi chiedo di alzarvi in piedi. Possiamo concludere il nostro culto come l'abbiamo iniziato, lodando con gioia e sapendo che il nostro Dio ci ascolta. Amen? Amen. Cantiamo. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò alla vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò alla vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà per adorarti e rendere grande
dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Il velo che separava mai più separerà. La luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui, siamo riuniti qui, siamo riuniti